con gli altri paesi europei l'uscita dal serpente monetario, infatti uscirono per anni e poi sono rientrati, cioè non si capisce qual è questo problema della difesa di uno strumento, perché l'euro è lo strumento per l'Europa. Noi rischiamo per difendere l'euro di distruggere praticamente il progetto europeo, perché in questo modo se i paesi cominciano ad uscire dall'euro, quindi anche dall'Unione Europea, come li minacciano tra l'altro, che poi questo è indegno perché ci sono già paesi dell'Unione Europea che non fanno parte dell'euro. Quindi non si capisce perché se un paese esce dall'euro non può restare nell'Unione Europea. Che la Grecia potrebbe uscire dall'euro, riprendere la sua valuta nazionale, poi come la Danimarca fare l'accordo di cambio col No, cioè ecco, però è il periodo di transizione che ci spaventa, cioè anche io mi augurerei a questo punto, cioè se dobbiamo andare avanti così per un altro anno, per altri 2 anni, preferisco veramente uscire, ritornare alla lira, non lo so. Il così problema è, questo il momento di transizione, se non si va a finire in mezzo alla strada tutti quanti. ma guardi, la transizione spaventa se uno si immagina che succede in modo che ognuno fa quello che gli pare, ma non è così. Quando noi siamo entrati nell'euro, erano previsti passo passo le varie tappe di entrata e di sostituzione della moneta. Quindi se uno esce o se si riaggancia alle valute europee, solo all'euro, in un modo diverso, si stabilisce un percorso, cioè non capisco qual è questa, cioè non è, perché altrimenti assalgono le banche, ma le banche vengono protette, cioè come vengono protetti i risparmi dei risparmiatori. Si dice adesso in Grecia la gente prende i soldi e li porta all'estero, ma a noi già l'hanno fatto, scusate, a noi stando nell'euro, noi sappiamo che tutti chi ha i soldi in Italia li ha portati già in Svizzera. Quindi che problema c'è? Non vedo quello che semmai dicono sta succedendo in Grecia perché c'è la tragedia. In Italia è già successo, con l'euro è successo, che la gente ha portato i soldi in Svizzera. Quello che è indegno è che noi non andiamo in Svizzera a riprenderci quei soldi che sono dell'Italia. Che Sì, sono... no, io mi riferivo al fatto che se noi dovessimo uscire dall'euro, o dovessimo appunto decidere di cambiare la moneta, no? Potrebbe esserci un momento in cui i mercati sono impauriti e quindi potremmo andare veramente in crisi a un paio d'anni incontro a un paio d'anni di gravissimi problemi, appunto dipendenti pubblici licenziati, cioè un po' quello che sta succedendo con la Grecia. Ma è un'idea strana dell'economia, dico, perché un paese quando fa Quello che dicono un'operazione, tutti, io non la penso così in realtà, ma questo significa appunto fare l'allarmismo economico. Potevamo pure farlo quando siamo entrati nell'euro, tant'è vero che molti hanno se lei portato... dice o entrare o uscire è la stessa cosa, cioè al di là di Ecco, un, di un- di è una... certo, se uno dice che noi usciamo per buttare tutto, giustamente è il caos, ma se noi usciamo in modo ordinato, cioè in modo concordato con l'altro, e in modo ordinato, dando garanzie di quello che si fa, quindi ai risparmiatori, del loro valore della moneta, poi vede alla fine, è vero che uscendo dall'euro non potrebbe dire la dracma si svaluta o la lira si svaluta, ma forse questo è l'obiettivo, perché se la dracma si svaluta, in pochi anni l'economia Loro greca rimane... diventano competitivi di nuovo con le esportazioni. Guardi, al limite ci sono perfino soluzioni tecniche che rivaluterebbero il discorso sulle monete locali. Cioè uno potrebbe avere la valuta nazionale che serve per gli acquisti interni. Chi vuol comprare merci di importazione li paga in euro, per cui in realtà c'è una valuta per le merci di importazione e c'è una valuta per il mercato nazionale. Oppure diamo spazio a tutte le valute locali, addirittura dentro uno Stato, e poi l'euro funziona solo come sistema di contabilità per chi acquista a livello internazionale, quindi si fa una riserva. Ma insomma, i problemi tecnici, il problema è questo, certo, se un paese deve uscire in guerra contro l'Unione Europea è chiaro che diventa una situazione dura, però dire che la situazione diventa dura perché c'è la speculazione finanziaria, indegno, perché noi la speculazione finanziaria non possiamo accettarla come una variabile indipendente che decide delle nostre decisioni. Contro quella facciamo quello che abbiamo fatto o che hanno fatto per la lotta al terrorismo, cioè quella va combattuta, come si combattono le mafie, ci sono anche le mafie finanziarie che vanno combattute. E questa deve essere la garanzia che noi Quindi diamo ai lei cittadini. comunque, appunto, abbiamo sfatato molti tabù questa sera, no professore, per chiudere. Quindi lei pensa in ogni caso che avere una propria moneta e poter spendere a deficit, cioè lei non crede che il debito pubblico sia
una cosa così drammatica come pensano la gran parte degli economisti. Anzi, No, può guardi, servire per finanziare le infrastrutture, e io credo che in Italia, anche se le politiche magari democristiane, socialiste, craxiane sono state delle politiche magari forsennate, insomma non buone per la cittadinanza, però noi questa ricchezza che ci hanno portato anche spendendo a deficit ci permette di vivere ancora oggi. no, guardi, queste sono cose che si dicono appunto imbrogliando, perché se lei vede tutti i dati sul debito pubblico, Sì, sia a livello internazionale ma anche a livello europeo, poi non ci sono tutte queste grandi differenze, se alcuni salgono. È ovvio che quando la Germania ha avuto un aumento di disoccupazione, gli è aumentato ovviamente il debito pubblico, ma è ovvio. Se a noi ci aumenta la disoccupazione in Spagna, è inevitabile che aumenti il debito pubblico. Credendo costituzionalmente che non deve aumentare, sai che significa dire che quella gente la facciamo morire di fame, ma questo non si può fare in democrazia, no, e quindi dobbiamo usare il debito. altrimenti altro che populismo, quindi quello non si può fare. Perciò, ma tutti i paesi europei poi vanno dal 60 all'Italia che ha il 120, ma non è che ci sono anche altri paesi europei importanti che stanno all'80 al 90, non è la tragedia. Tanto è vero che fino al 2008 l'Italia il debito pubblico l'aveva, perché era anche un po' scesa, adesso sta salendo, ma lo aveva, ma lo ha sempre pagato. Quello che non si capisce è perché l'Italia che ha sempre pagato il debito pubblico, improvvisamente il giorno dopo si dice non ci fidiamo più di voi, vi aumentiamo il tasso di interesse. Perché? Cioè, non è che uno può chiedere qualsiasi, se lei va in banca e improvvisamente le dicono mi deve dare gli raddoppiano il tasso di interesse, lei ha sempre pagato tutto, ovviamente lei agisce, chiamerà la polizia o la Certo, finanza. certo. Quindi ecco, invece noi siamo in questa situazione che improvvisamente all'Italia, e adesso alla Spagna e poi alla Grecia, poi il paradosso è che questi titoli sono tutti titoli in euro. Quindi il titolo in euro tedesco ha un 0,5% di interessi, 0,5%. Il titolo in euro italiano no, 5%. Il titolo greco il 25%. Allora l'euro pure non esiste, perché se esiste come mai che titoli in euro hanno poi valori diversi sui mercati? Certo, professore, quindi lei comunque ha una visione, diciamo, non dico ottimistica, ma abbastanza positiva della risoluzione, cioè qui a breve, insomma, da qui a qualche mese qualche cosa dovrà essere fatta, perché non ce la fa più la popolazione a sopportare queste politiche di austerity, ecco. Beh, guardi, l'unica però, io sono d'accordo con lei, se no aspettiamo che la politica cosiddetta o le istituzioni lo facciano, non succede niente. Però siccome ormai è in corso una grande rivolta sociale, che purtroppo però spesso assume le forme di disperazione personale, anche con suicidi, ma anche con quelli che purtroppo sì. Schiaffo a qualcuno. Ecco, se questa reazione sociale capisce e se invece si sta insieme, come stanno facendo i greci, e se forse qualche sindacato si risveglia e ritrova il suo ruolo, e se forse qualche partito si risveglia e trova il suo ruolo, come sta accadendo, ecco, allora si ritrova quella massa, quella forza di pressione che può cambiare le cose anche rapidamente. E la richiesta deve essere quella dei greci, non quella di Hollande. Quindi la Grecia è un punto fondamentale, quello che succederà da qui a 20 giorni in Grecia. Beh, no, quel che in Grecia è importante perché dimostra appunto che è un bel esempio che la Grecia sta ridando con uno schiaffo a tutti i popoli europei, che se si sta insieme, ma non per difendere i propri interessi particolari, ma per riproporre un'idea di Europa diversa, è quello che stanno facendo i greci. Se noi quella cosa non la lasciamo sola, ma facciamo come loro, se quindi nasce veramente una solidarietà degli italiani, degli spagnoli con i greci, invece di dire non dobbiamo essere, noi dobbiamo essere come i greci, a quel punto è possibile rinegoziare un'Europa diversa, perché a quel punto anche in Germania devono farsi i conti, perché se noi chiudiamo i mercati dell'Europa del Sud al mercato interno, è chiaro che a nessuno conviene in Europa, e quella è la forza di contrattazione che i popoli del Sud hanno.
Poi ovviamente la forza deve essere in un'idea diversa di Europa, quindi un'idea vera di solidarietà e di cooperazione. Ma la strada della politica, ma non di quella delle istituzioni, ma dei popoli che prendono in mano il discorso, è l'unica percorribile, non abbiamo altri. Professore, io la ringrazio per questo intervento e anche per tutte le conferenze che lei fa sul web, insomma è molto attivo, è importante avere personaggi come lei che informano, fanno questa importante opera di divulgazione su questi temi che sono temi complessi, ma che invito i cittadini, gli ascoltatori che sono in contatto con noi adesso collegati su Free Channel a continuare a informarsi, a seguire anche le altre conferenze del professor Amoroso su YouTube, quelle che ci saranno. Noi magari ci proponiamo di reinvitarla da qui a qualche mese per vedere un attimo la situazione come si è evoluta, ecco. D'accordo, grazie a voi comunque per l'occasione di scambiarci queste idee, anche queste voglie, queste passioni. Grazie. La ringrazio molto professore, grazie davvero, arrivederci. Bravo. Allora, bene signori, io chiedo scusa alla mia collega Elisa se abbiamo fatto un paio di minuti di ritardo, ora mandiamo l'ultimo pezzo e dopo ci salutiamo. L'ultimo pezzo è di